Buongiorno a tutti. Questo penso probabilmente non so neanche se andrà online. Nel dubbio, se andrà online potremmo considerarlo il primo episodio. Sei un dislessico. Il primo episodio di Un giorno a caso. Un giorno a caso intendo magari un giorno del weekend o un giorno della settimana, dopo la possibilità di tirare fuori la moto e andarmi a fare un giro e di conseguenza portarvi con me. Ora, l'idea di oggi è quella di andare al lago di Auronzo, però ciao. Ah no, lo scooter. L'idea di oggi è quella di portarvi a Auronzo. Questo però è un road ride. Ora però a vedere la via non so, ci sono un po' di nuvole. Le previsioni di oggi in realtà era tutto un instabile e quindi nel dubbio andiamo lo stesso. Non ho come l'antipioggia, l'unica roba che ho con me è la protezione del filtro aria Screaming Eagle. Vedremo come va. L'itinerario che seguirò oggi, allora nel momento in cui vi parlo non so se salirò da Sappada o se andrò su da un pezzo. In ogni caso salirò da uno e scenderò dall'altro oppure viceversa. Ho quel specchietto lì che sta mollando di continuo. Ho provato a vedere un po' per internet magari se avevo delle soluzioni. Parlano di mettere tipo del silicone bianco, silicone trasparente, mi ricordo, in modo che riprenda il grip dell'attacco, però sinceramente non è che avrei tanta voglia di fare un lavoro di quel tipo, quindi penso che o cambierò specchietti. Ma guarda come deve andare! Penso che cambierò specchietti, ma non trovo un modello che mi piacerebbe mettere su questa moto, nel senso che non trovo un modello che mi piacerebbe mettere. Io vorrei mettere degli specchietti rettangolari col gambo più o meno lungo come questo, ma non li sto trovando, cioè, o meglio ce ne sono ma non con l'attacco Harley. Dovrei capire se esistono tipo degli adattatori. Puoi stare dritto per piacere. E ridaglie. Vi porto con me per un itinerario alternativo. Chi è venuto a queste parti probabilmente a questo incrocio sarà andato dritto, ma se vi piacciono le curve vi consiglio di prendere invece la strada per Cavazzo per salire fino all'incrocio tra Tolmezzo e Verzegnis. Siamo arrivati nel paese di Cavazzo Carnico. Famoso tra le varie cose per il lago, diciamo che per i residenti di queste zone quello chiamato lago dei tre comuni per noi rimane il lago di Cavazzo. E questa è la vecchia strada che collega Cavazzo con Tolmezzo. Percorrendola in senso contrario si raggiunge il lago, si raggiunge Alesso, Trasaghis, tutti paesini molto carini, e la strada è molto frequentata da motociclisti e potete capire perché. Era un 48 quello. Strada Cazzotano l'ho già fatta.
Se la Chiazzottan la rifaremo un altro giorno. Oggi vediamo, sono le ore 15:17. Sì, voglio andare ad Aurozzo. Oggi vado ad Aurozzo. Forse mi conveniva fare la Chiazzottan oggi. Di là piove sicuro. Di là piove sicuro. Allora facciamo una cosa alternativa, ovvero arriviamo a Villa Santina e prendo la strada per andare in Chiazzottan e scendiamo per Vito d'Asia. Dai, cambio di itinerario, andremo a Auronzo un altro giorno. Senti che bello fresco che qua. Loro sono inevitabilmente più veloci di me. Su questa strada ci fanno la cronoscalata di Verzegnis-Sella Chiazzottan. Per questo motivo l'asfalto è così ben tenuto e ci sono i guardrail anche con le protezioni basse. Se mi ricordo male, in un tornante qua dovrei avere qualche ripresa che avevo fatto col drone ancora a suo tempo e non so, se la trovo ve la metto.
E siamo arrivati alla Sella Kianzutan. Come potete capire qua non nevica mai. Beh, anche di là non è che sia bellissimo per la Val d'Arzino. La Madonna! Cos'è, un orbettino quello? Un marasso? No, un orbettino, carbonero. La Val d'Arzino, questa è veramente bella. Val d'Arzino ha un non so che di veramente di particolare. Così te la godi in tranquillità. Diciamo che la salita della Sella Kianzutan e la discesa verso la Val d'Arzino è composta in due fasi. La prima fase è la risalita dalla Kianzutan, che è la parte dove scanni, no? Perché la strada a doppia corsia, larga, curve strette, curve larghe, un po' di tutto, no? Mentre la discesa dalla parte della Val d'Arzino non è che scanni. A salire magari un po' anche sì, ma decisamente non come dall'altra parte. Perché i tornanti sono abbastanza strettini, ma soprattutto, come potete vedere, ogni tanto... ciao! Ogni tanto si trovano un po' di sporcizie per strada, ma nonostante venga pulita spesso, perché come vedete qua il manto stradale in questo punto è immacolato. Tuttavia siamo in montagna, quindi può capitare che cada qualche sasso, rami con le soffiate di vento, cioè tutto normale insomma. Poi in alcuni punti la strada è larga e quindi si passa agilmente, in altre un po' meno. Qui ad esempio due macchine devono rallentare parecchio per passare, qua invece no, è un po' un misto. Il fatto è che sei così in mezzo alla natura, ogni tanto hai questi scorci a mo' di Grand Canyon. Guarda che roba, così in tranquillità, nessuna rottura di palle, da Dio, da Dio. E ora siamo prossimi ad arrivare. Quel cartello stava per "Sarete sempre benvenuti" in friulano, in lingua friulana. Vai a vedere una cosa, vediamo se combiniamo. 15,56, sì, direi di sì, dai. Oh, spettacolo! Ed eccoci qua. Shut the fuck up! Ci siamo?
Porca boia. Cosa è successo? Cosa ha tirato giù qua? Mi hanno appena comunicato che a casa mia sta tipo grandinando, tonando e c'è il finimondo. Ora, qui siamo a 10 km da casa? Mi chiedo come ciò sia possibile. Vabbè, bisogna vedere. Non sento nemmeno l'ora di pioggia, com'è possibile sta cosa? Cacchio, gocciola. Teniamo duro. Mi sa che si è spostata verso la carne, ma deve girare veloce allora. Boh, non capisco. Adesso vedremo passando queste montagne qui cosa ci aspetta. Cioè, sento che la temperatura è un po' più bassa, però boh, non capisco. Ma è possibile sta cosa? Non riesco a capire come sia possibile. Ah, eccolo là. Sta spostando in su. Guarda la nuvola di Fantozzi. Cioè sono a 60 all'ora, è un centro abitato, Mona. Guarda là. Magari no, non è una tromba d'aria quella lì, sai? Magari c'è anche la partita di calcio qua, no? No, non frenare così. Ma ci sei? Ma guarda qua. Guarda la grandine. Ah. No, non ci credo. Ma guarda lì. Ma è assurda sta roba.